Un uomo e un bambino in un ovile della Sardegna. Siamo a Mamojada, nella Barbagia. È il regno dell'uomo pastore. Un gregge, una capanna, nella solitudine di un mondo aspro e selvaggio. Pochi gli oggetti, umili ed essenziali. Un paiolo, un cilindro di sughero, una forma di legno per fare il formaggio. Quando giunge il tempo della maschera, cresce una strana agitazione, un'inquietudine. L'uomo e il bambino avvertono la pulsione, il bisogno di mascherarsi. Si rinnova il rito di una tradizione preistorica. Già dal giorno prima erano stati preparati i campanacci. Li hanno tolti dal collo delle mucche e delle pecore per formare pesanti mazzi che gravano sulle spalle. È l'iniziazione del passaggio da persona ad animale. Il sonaglio acquista un valore simbolico che avvia il rito sacro di una mutazione totale. Lasciano l'ovile e si avviano verso il paese per vivere la scena del teatro comunitario. La vestizione è un rito sacro, una eredità mitica e storica, l'esperienza sempre nuova di una drammaturgia religiosa. Sono pronti gli indumenti del mascheramento, la mastrucca fatta di pelli di pecora, il fazzoletto del vestiario femminile, il berretto sardo, le pesanti corone di campanacci, la maschera tipica di legno nero. La vestizione costringe il corpo umano a una metamorfosi. C'è la serietà e la violenza dei riti di passaggio. Il rituale della vestizione non fa differenza tra le vittime e gli officianti. Il rito esprime tutto il mistero e la violenza del sacro. Si stringono intorno al petto i legacci di pelle cruda che tengono i sonagli. Il corpo intero sprigiona la terribile energia dell'alienazione totale. Attraverso gli oggetti reali e simbolici, il rito ha la forza magica di operare una trasformazione, di sovvertire per un giorno l'identità di un uomo.
Primo, guarda, primo. Stai a casa, non finisci. Una mutazione subita e allo stesso tempo voluta. Una scena tribale, violenta e primitiva. La maschera sancisce una nuova identità. Forse un animale, forse un dio. Il corpo, costretto a un mutamento radicale, sprigiona una forza incontenibile. È un linguaggio violento degli scrollamenti ripetuti dei campanacci. Nella loro fissità angosciante suscitano un senso di inquietudine in chi le indossa, come in chi le osserva. Chi è la maschera? Chi è l'uomo? L'uomo e il bambino vivono il nuovo tempo della maschera, parlano il rito dell'alienazione e della salvezza. Si rinnova il tempo di una memoria ancestrale. La storia della comunità è scandita dalla drammatica e salvifica ripetizione di questa scena tribale. È difficile dare un'interpretazione di questo teatro popolare. Le origini sono antichissime, ma hanno subito nel tempo una continua trasformazione. Si può far risalire al periodo preistorico, con successive stratificazioni di varie vicende storiche, con adattamenti e sovrapposizioni di elementi nuovi. I riferimenti più recenti rimandano alle lotte tra sardi e saraceni. Il bestiario degli Issocadores viene chiamato Beste de Turcu, l'abbigliamento dei Mori. L'Issocadore è il vincitore, prende al laccio il mammutone ed entrambi iniziano una danza enigmatica. Le maschere lasciano le case verso la cerimonia comunitaria. Un uomo e un bambino hanno perduto la loro identità. La maschera li ha costretti ad una metamorfosi, nel viso e nel corpo. Non c'è parola, non c'è canto. Nel silenzio perturbante bisogna ascoltare solo l'eco dei campanacci. Non c'è teatro, non c'è scena. Questa danza è un sogno, la trascrizione di un sogno etnologico. Le case, prima ammutolite e sgomente, si aprono all'ascolto. Altri gruppi di mammutones si avviano verso la piazza principale, dove il rito si fa corale. Da ogni rione del paese i mammutones giungono nella piazza principale. Si svolge la processione. Una danza, una sfilata solenne e tragica. Il passo è pesante e cadenzato. Colpo di spalla a destra, battuta del piede sinistro. Colpo di spalla a sinistra, battuta del piede destro. Poi tutti insieme,
fanno 3 rapidi salti su se stessi. È un procedere solenne ed enigmatico. Fallisce ogni tentativo di dare una spiegazione. Forse bisogna osservare questo rito attraverso i fori della maschera per cercare di cogliere qualche traccia di senso. Gli Issocadores hanno vestiti lussuosi, cornice di colori forti, scialli ricamati, collane di sonagli. Lanciano la fune per fare prigioniera una ragazza. Prendono al laccio un uomo che è costretto a pagare da bere. Si è concluso il tempo della cerimonia. Ci si libera dai pesanti mazzi di campanacci. La svestizione segna il ritorno alla condizione umana. La festa è finita. La comunità è stata liberata dall'angoscia di vivere. L'uomo e il bambino fanno ritorno all'ovile. Riprende la vita di lavoro. Si riaccende il fuoco.